Un cantiere destinato a durare fino a quando? Se lo chiedono gli abitanti nella via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, costretti a convivere con delle transenne e un semaforo ormai da troppo tempo. E a proposito di semaforo, la notizia è che l'impianto è spento, lasciando l'unica corsia a doppio senso con il rischio di incidenti. Quello che si vorrebbe sapere, ed è un diritto dei cittadini saperlo, è perché il cantiere è fermo. Dovrebbe essere naturalmente laica ad informare i cittadini, ma l'azienda è sprovvista di un ufficio stampa al quale spetterebbe il compito di aggiornare su questo tipo di lavori. La conseguenza è lasciare che tutto accada nell'anarchia più assoluta, come nel caso che stiamo raccontando. Intanto la palazzina dove sono sorti i problemi, che hanno richiesto anche l'intervento della Protezione Civile con la recinzione dell'area, viene fornita dalle autobotti. Ma quando è previsto il ritorno alla normalità, soprattutto dal punto di vista della viabilità? Ecco l'importanza di avere un ufficio stampa.